Sardegna Beach Festival, 3 appuntamenti importanti, abbiamo qua l'organizzatore. Che piazza è Rosolina e perché avete scelto questa piazza? È stata una scommessa, intanto salutiamo tutti quanti gli amici, è stata una scommessa, direi siamo partiti abbastanza bene questa sera, serata inaugurale con Scardi al Boros, una serata dedicata un po' alla musica reggae. Prossimi appuntamenti molto più importanti, molto più significativi, quindi siamo fiduciosi che tutto possa andare a buon fine. Ecco, ricordiamo che tra l'altro è stata organizzata anche cose importantissime a Sottomarina, il 12 l'hanno annunciato, ci sarà una serata importante. Sì, abbiamo molte iniziative un po' in giro sparse un po' per il mondo, abbiamo altri grandi festival, tra cui il Sea Festival, e la maglietta lo dice chiaramente, quindi altri appuntamenti molto più importanti, quindi siamo un po' rodati su questo settore. La domanda è questa, quanto è difficile organizzare queste cose? Perché poi dopo c'è una struttura, un sacco di persone coinvolte. Sì, è una macchina un po' complessa dove ognuno ha dei ruoli, delle competenze, non è facile, però insomma ci mettiamo la buona volontà, la conoscenza, un po' di professionalità, quindi il risultato dovrebbe essere positivo. E quanto è importante la passione? Molto, se non c'è passione non fai sto lavoro.